Prende forma il piano industriale della IML di Casarza Ligure, il documento chiesto ripetutamente all'azienda dalle istituzioni e dai sindacati dei lavoratori per dare avvio a quel piano di salvataggio auspicato da più parti. Promesso al tavolo riunitosi in regione lo scorso 14 gennaio, l'azienda lo ha illustrato oggi alle parti sociali che a loro volta lo hanno presentato ai lavoratori in assemblea. L'azienda ci ha proposto un piano di rientro per gli stipendi arretrati e tutte le competenze previste per i lavoratori. Le tempistiche dovrebbero essere quelle all'incirca della durata della cassa integrazione, mese più, mese meno. Noi abbiamo sottolineato tutto quello che ci interessava, in particolar modo c'è una divisione tra lavoratori in cassa e lavoratori non in cassa. Noi cercheremo di portare al prima possibile alla pari le retribuzioni arretrate di tutti e poi cercare di arrivare, mettendo ovviamente nero su bianco, tutto il recupero di quello che è dovuto, che ricordiamo a oggi sono all'incirca 3 mensilità più la 13ª di dicembre. La proprietà della IML ha ribadito la volontà di salvare l'azienda che produce componenti per l'industria petrolchimica. Le commesse ci sono, ma manca la liquidità per fare fronte al pagamento degli stipendi dei fornitori. Di qui la richiesta, ad oggi rimasta inascoltata, dell'apertura di una linea di credito da parte degli istituti bancari. L'auspicio è che l'elaborazione di questo piano possa far da garanzia alla buona riuscita del salvataggio. Se questo sostegno finanziario non dovesse arrivare, non è escluso anche l'apertura ad un socio. Quello che chiedono però i sindacati è che le istituzioni facciano da garante a questo percorso di risanamento che l'azienda vuole avviare. Chiaramente noi chiediamo che sia un piano di riscatto per l'azienda serio da ratificare in regione con tutte le credenziali e le garanzie possibili, perché bisogna assolutamente salvare l'azienda, salvare il posto di lavoro. Crediamo che bisogna fare anche degli investimenti per avere un po' di prospettive di crescita nel prossimo periodo. Ora, non vogliamo volare ovviamente troppo alti, prima di tutto c'è da recuperare una massa creditizia importante, però crediamo che sia un primo passo importante.